Siamo live e allora sigla molto lunga, restate con noi, chiamate amici e parenti. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Lava gli argomenti però non li spinge. Ne li restringe, rapone una sfinge. Soffiati il naso, scalda la laringe. Chi ti respinge non segue gli istinti. Si affida alla Madonna o ai cari istinti. Poco convinti da idoli finti. Noi ci affidiamo solo a San Daniele Tinti. E a E allora di nuovo, buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. L'ospite di questa puntata è Stefano Gorno. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao bellissimi, grazie. Te l'avranno già detto tutti gli ospiti che questa sigla è assolutamente ipnotica e che il tuo testone che ciondola è una roba, cioè stavo entrando in un mondo bellissimo, non me l'hanno mai detto, ma apprezzo molto. Ringraziamo di nuovo allora Niccolò De Gregorio che ci ha gentilmente prodotto e mandato questa sigla. Ringrazio anche Stefano Rapone che anche oggi è qui con noi. Allora, io apro ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite e noi ci siamo conosciuti alle prove di Natural Born Comedians, il più bel programma della storia della televisione italiana per quanto mi riguarda, sicuramente quello a cui sono emotivamente più legato. Ma mai più ho sentito di essere cullato da un network e da dei colleghi come durante quell'incredibile galoppata, e forse ci siamo conosciuti a Roma o a Milano. Secondo me ci siamo conosciuti a Roma all'Oppio Caffè, esatto. Certo. Che c'è fu tutta una serata... categoria di ospiti di Tintoria che ho conosciuto all'Oppio Caffè e tu rientri alla grandissima. Che fu una serata terribile per quanto mi riguarda, però è stata un'esperienza formante e poi ci ha portato soprattutto nel peggior locale credo d'Europa, che è la beata quartina dell'Alabama. Peggiore detto col cuore, perché gli vogliamo benissimo. Credo di aver preso, io non faccio il vaccino perché sono stato lì e quindi sono immune a qualsiasi cosa. Sai che io penso che al secondo Natural Born io lì ci ho preso la mononucleosi. Ah, può essere. Penso che sia lì che l'ho presa, non so come, però... però devi vantarti, dice, lì ho preso solo la mononucleosi. Esatto, pensa che ho preso solo la mono. No, è vero, il Natural Born Comedians che fu incredibile perché passiamo dall'Oppio Caffè, che adesso non si fa più stand-up all'Oppio Caffè. Sì, strano perché loro ce l'hanno messa tutta per tenerci stretti. Però era prima a Roma l'unico locale dove si faceva regolarmente stand-up aperta a tutti quanti ed era difficilissimo, era proprio un locale infame. Se andate all'Oppio Caffè non ci sono più i vari cartelloni con la scritta Comedy Central, c'è rimasto solamente una vestigia di quell'epoca che è sopra il cesso. C'è scritto Comedy Central e tu entri là dentro e c'è il bagno. E c'è il bagno. L'unica cosa che è rimasta di quell'epoca. Per dire anche quanto ci hanno voluto bene. Esatto. Sì, diciamo che fu una serata, fu la mia prima serata a Roma e fu una serata, io lì ho pensato Roma cioè, non ce la farò mai, Roma non mi ama, perché ho fatto credo 3 minuti in un silenzio epocale, poi mi sono dovuto ricredere al bellissimo Teatro Caracciolo dove invece è stato un seratone, ma l'esperienza all'Oppio fu traumatica perché ho detto mamma mia. L'Oppio era proprio full metal Roma, cioè già il pubblico romano comunque sia è bello tosto perché gli rode il culo che ha dovuto prendere la macchina e parcheggiare per venirti a vedere, e poi l'Oppio faceva proprio di tutto per renderlo ancora più cattivo, per cui era 12 euro l'ingresso comunque sia per un open mic alla fine,
quindi era 12 euro compreso di un aperitivo che, diciamo, definire non buono è fargli un gran complimento. Non E me ne dopo vogliono... questa grande pubblicità all'Oppio No, Caffè, non direi. me ne vogliono. Io poi ci ho lavorato insieme per anni perché io e Luca abbiamo ereditato l'open mic, io e Luca Ravenna abbiamo ereditato l'open mic da Saverio Raimondo, che è l'open mic dove abbiamo esordito io, Luca e Stefano. Quindi ci tenevamo molto, dopo un po' di anni c'è stato questo passaggio di testimone, solo nel frattempo a Roma avevano aperto altri 6 locali dove chi prima chi dopo organizzava open mic o serate, e quindi continuare a dire alla gente venite a un open mic, pagate 12 euro e mangiate male, cioè dopo un po' noi pure abbiamo detto vabbè, ma non si può fare, solo perché a me e Luca ci piace l'idea di fare l'open mic dove abbiamo iniziato, quindi l'abbiamo mollato e adesso non si fa più stand up lì, ma loro non credo abbiano problemi economici all'Oppio Caffè, visto che sono a 50 metri dal Colosseo, letteralmente sono il locale affacciato sul Colosseo, dubito che abbiano grossi problemi a riempire il locale. Però io veramente con Natural Born Comedians, la prima edizione, di quell'edizione ho un ricordo incredibile. Mai più la televisione mi ha trattato così, ci ha viziati. Noi che, a me e Stefano, che non avevamo mai lavorato in televisione, noi dicevamo, beh, ma allora è straordinario se un programma di nicchia come Natural Born Comedians ci tratta in questo modo, pensa ai programmi più grandi. E invece poi già la seconda edizione ci ha detto, no, guarda, tu vieni a Milano, non conosci nessuno, fai il pezzo, torna a casa. Fu un'eccezione, probabilmente qualche ingenuo che aveva iniziato a lavorare lì ha detto ma forse si possono trattare bene i comici, e poi gli ha detto ma che cazzo fai? Ma che sei scemo? Ha smesso subito. Sì, mi ricordo, perché c'è una cosa che per esempio le persone, cioè là non ci pagavano, però ci pagavano i viaggi e gli alberghi per fare le prove insieme, che è una cosa proprio mai vista prima e dopo. Sì, poi c'è stata anche questa cosa singolare che si è creato un gruppo, cioè c'era anche l'attenzione a far sì che ci fosse un gruppo di lavoro, che poi, cioè, col senno di poi è una roba che fa una differenza enorme, poter lavorare come gruppo e non come individui, che poi hanno scardinato nella seconda edizione perché si era creato troppo gruppo e quindi hanno detto no, non va bene. Esatto, e quindi hanno fatto un po' divide e timpera, ci chiamavano separati, a te offro questo, non lo devi dare a nessuno. Che è una roba che show ti business. aspetti dalle multinazionali, ma non nello show business, dici questa roba che... Però è vero, anch'io la ricordo come emozione, infatti c'è ancora, noi abbiamo ancora il gruppo anche se è poco frequentato, abbiamo il gruppo su Facebook, NBC. Sì, abbiamo la chat, abbiamo la nostra chat Natural Bar Comedians. Io l'ho spolverato un paio di settimane, qualche settimana fa, per fare i complimenti a Luca Ravenna e Michela Giro che stavano a LOL e così. Sì, devo dire, è uno di quei gruppi che quando qualcuno ci scrive sempre volentieri becchi la notifica e dice vediamo di cosa si parla, perché poi si parla sempre di qualche cazzata interna al mondo della comicità, però divertente. Esatto, io di solito arrivo e dico vediamo chi ha insultato Falcone questa volta, e quindi c'è un po' quell'ansia lì. Potrei essere io, perché poi Falcone non guarda in faccia a nessuno, potrebbe anche essere sua madre, quindi... Certo, è chiaro, potrebbe essere chiunque, è vero che di solito è così. Senti, tu però rispetto a me e Stefano, quando hai fatto Natural Born, tu già venivi dal mondo della mitica televisione, quella vera, cioè nel senso Mediaset, tu venivi da Zelig cioè da Zelig e non so cos'altro. Ecco, io ti vorrei chiedere questo: com'è stato passare da lavorare per fare Zelig e quindi prepararsi nei laboratori per fare Zelig, cioè quando c'è stata la transizione dici adesso voglio fare monologhi, non voglio più fare le cose per andare a Zelig, dove peraltro i laboratori, gli spostamenti ti pagavi tutto da solo fino a messa in onda. Mi sa che Mediaset insomma aveva regole molto, molto severe al riguardo. E quando è che hai detto ok, ho fatto questo e invece voglio andare verso i monologhi? Ma allora, in realtà io ho scritto il primo spettacolo di monologhi, tra l'altro qualcuno scrive Falcone il mio animale guida, bellissimo, Valbu 23. Ho iniziato nel 2000, quando ho finito la scuola di commedia dell'arte a Torino, ho scritto il mio primo spettacolo da monologhista. In realtà non sapevo cosa fosse perché avevo tipo 20 anni e era uno spettacolo ma sai i monologhi, so neanche come spiegarti, facevo le cose sulle pubblicità televisive, cioè però mi piaceva l'idea di stare da solo sul palco col microfono, ma non sapevo neanche definirla sta roba. L'ho fatto in quello spettacolo e poi ho ripreso a fare comicità di coppia con Franco Bocchio, che poi anche
Certo. avete conosciuto. E quindi no, niente, poi gli anni di Zelig, adesso non sto a dirti che in realtà, cioè pure io ho vissuto il declino di Zelig. Noi abbiamo Sì. vissuto l'edizione di Circus, che è stata diciamo, non dico il crollo, però insomma stavano tirando un po' i remi in barca, non c'era già più Bisio, quindi non è che abbiamo vissuto quella televisione, però sì, siamo stati vicino a dei VIP della comicità del tempo, che si crea un po' quell'effetto lì. Non c'era quel senso di gruppo, c'era in realtà un po' a Zeligoff, dove si era in tanti emergenti. A Circus invece hai l'effetto, ci sono i VIP, credo l'effetto che possano avere un po' sentito Luca e Michela a LOL, cioè c'è un gruppo di amiconi che si conoscono e si divertono tanto insieme, e poi ci siamo noi stronzi, e la roba lì un po' l'abbiamo percepita, però è stata comunque una bellissima esperienza. In realtà io ho sempre avuto voglia di raccontare cose mie. Quando sarà banale, ma è successo anche a noi così, quando abbiamo sentito per la prima volta un monologo di Giardina, non ricordo dove, su YouTube, l'abbiamo cercato e abbiamo detto: vieni a farci un workshop a Torino. Lui è arrivato ancora abbastanza sconosciuto per quanto ci riguarda, ci ha fatto il workshop in un locale che non c'è più a Torino, si chiamava Noah, che credo se la giochi con la Beata Quartina in termini di possibili contagi all'interno. Fu un'esperienza bellissima. Da lì abbiamo cominciato a fare monologhi tutti i mesi, e poi l'anno dopo abbiamo costituito Banditi, che è questo format che adesso facciamo con Eleazzaro, Luca Cupani, io, Franco Elena e Renato Minutolo. Salutiamo tutti quanti, tra l'altro. Salutiamo tutti quanti. Stavo leggendo di Zelig Circus, è stato un po' il primo metro di discesa dopo un chilometro di salita sulle montagne russe. Sì. No, comunque, cioè, io poi, sai, sono ibrido. Io ho fatto cabaret, faccio improvvisazione teatrale, su Twitch coi Pampers faccio coglione. Non mi considero né uno stand-up comedian né un cabarettista, mi considero un comico che si diverte a provare, quindi ho il piede in due scarpe. Quando ero a Zelig mi dicevano: è arrivato stand-up comedian, scemo di merda, cioè tipo, mi snobbava, perché ero io lo snob, no? E dall'altra parte dicevano: c'è il cabarettista. In realtà non amo le categorie, poi in questo periodo storico in particolare, insomma, siamo ossessionati alle categorie, per cui sì. mi sono beccato anche un Anna Gatsby non è stand-up comedy, che non voglio iniziare questa discussione con voi perché magari la pensate così, ma io, cioè, l'ho amata per quello che fa, cioè mi è piaciuta, appunto, ma non... Ti è piaciuto lo spettacolo? Mi è piaciuto molto, e devo dire, capisco anche, per esempio, io e Renato dibattiamo perché a lui non è piaciuto per niente, però non ho l'ossessione di doverlo definire. Non è stand-up comedy perché a un certo punto parte una filippica contro questo e contro quello, ma è uno spettacolo che ti emoziona. Poi io credo che noi scegliamo, ma quando emozioni il pubblico vinci in qualche modo. Poi che sia furbo, che possiamo dire tutto quello che vogliamo, a me comunque, per farla breve, è piaciuto. Ok, parliamo di Nanette, lo dico per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Io quello Douglas non l'ho visto, quello nuovo ancora non l'ho visto, è uno di quelli che dico: mo me lo vedo e poi non me lo so visto. Com'è? L'hai visto tu, immagino? A me è piaciuto anche quello, e invece c'è chi dice: sì, ma Nanette è un'altra cosa, però, cioè, credo che in Douglas si veda un po' la maestria, la tecnica di questa comica, che è un po' più costruito anche ad arte, con delle idee secondo me anche molto carine. Geniale l'idea di anticipare quello che succederà nello spettacolo. Adesso non voglio spoilerare, però è perché succede subito. Lei dice: succederà questo, e poi chiaramente ridi anche di questa costruzione divertente, però chiaramente non ha la forza e l'impatto che ha avuto Nanette, che invece è uno schiaffo a tante cose. Poi vedi. Non voglio adesso fare il femminista della situazione, però... No, ma guarda, sei nel podcast giusto, in teoria è anche il podcast del femminismo. Abbiamo la stessa sedia, tra l'altro, ho notato, la sedia tipica dei femministi, a quanto pare. Ikea, peraltro, che... Sì, certo. Quindi dei femminazisti. Dei femminazisti, esattamente. No, tra l'altro a me invece Nanette non era piaciuto, più che altro perché mi aspettavo, cioè io quando vedo uno spettacolo comico mi aspetto di ridere, e è vero che è uno spettacolo molto potente, però non ho veramente riso mai e ci sono rimasto un po' male. Però de gustibus non disputandum, la verità, tu mi insegni. Esatto, la verità poi, che così rispondo anche a Topo Pignegna. Come si Topo fa Pignegna è un bel nome, è uno Bellissimo. follower accanito. Topo Pignegna mi fa ridere ogni volta. Grazie Topo Pignegna, perché dice: però non direi furbo, ma spiego perché penso questa cosa. Cioè, a me in realtà ha fatto anche ridere finché non ho smesso di ridere, però credo che sia furbo nel senso che poi uno da comico pensa: questa è la 100ª replica, tu costruisci un'emozione di rabbia ad hoc, in questo senso è furbo. Poi dopodiché è chiaro che è fatto, secondo me è fatto a fin di bene, non so come dirlo in un altro modo, cioè sì. c'è una volontà di rompere uno schema
che comunque è per me apprezzabile, perché rompe uno schema e perché comunque ti porta da una parte che non ti aspettavi, appunto, un missile, come dice Topo Pignegna, che adesso voglio dire per sempre nella mia vita questa parola, e quindi brava, per me brava. Senti, Hanna, che salutiamo, dovrebbe venire a Tintoria credo martedì, adesso vediamo, dici bene, dovrebbe, cazzo, esatto, dovrebbe, per fare quel salto in più le manca solo Tintoria, a quel punto consacrata. Consiglio il pezzo di Stuart Lee sulla Sad Comedy, che era in uno spettacolo del 2012, mi pare. Cazzo, aspetta che me lo segno, perché tu hai solo perle. E già parlava di questa tendenza che poi c'è stata, cioè da noi l'abbiamo percepita dopo Nanette, più o meno, che c'è insomma questa roba del fare uno spettacolo in cui sì, si ride, però in realtà si piange principalmente, e ci sta lui che fa insomma questi 10 minuti sul fatto che si parli di questa cosa, e dice quello che dici tu, cioè nel senso, parla, non mi ricordo adesso chi era il comico, dice che parlava del padre che moriva e dice che ammirava insomma il fatto che a ogni replica poi in quel momento si riusciva a commuoversi, provato la stessa emozione dopo anche appunto 100 repliche, quindi c'era comunque molto bello far ridere. Vabbè, lui è genio proprio, è tanta Esatto. roba, però effettivamente se posso, prima di Nanette, io, per dire Annihilation, non so se l'avete visto, Sì. comunque parlare della vedovanza, o non so come si dice, cioè Patton Oswalt, cioè io anche quello l'ho trovato bellissimo, così come ho ammirato 3Mix, lui si chiama, non mi ricordo sì, più, Neil Brennan, cioè che ti mette lì la depressione, al di là poi che sia sad, perché poi chiaramente Stuart Lee avrà il modo di ironizzare su questa cosa che è meraviglioso, però a me non dispiace, perché io sono un po' buonista dentro, cioè mi piace l'idea che ci sia un messaggio e che non ci sia soltanto... Poi però io sono onnivoro e quindi mi guardo anche Jeselnik, che si diverte a insultare gratuitamente Eric Clapton, e trovo che sia geniale a modo suo, però ci sta. E senti, ma tra l'altro io una critica invece che ho sempre fatto a 3Mix, però qua parlo da spettatore della stand-up, non mi permetterei mai da collega, ma da collega, sai, io Tintoria, lui l'autore del Chappelle Show, quindi so bene cosa si prova, ma una cosa che a me non piace, cioè a me 3Mix che come idea è bellissima, e lui separa, no, one-liners da stand-up a il racconto serio in cui parla della depressione. Ecco, a me quello che piace è se tu prendi 3Mix e... cioè a me piace appunto la stand-up quando tu mi metti insieme tutto quanto in una cosa organica, però questa è una cosa di gusti miei, cioè lui ha deciso di fare la cosa di come gli chef adesso che fanno tipo, no, la carbonara, come che si chiama? Scomposta. Lui cannolo fa siciliano scomposto. Esatto, lui fa la stand-up scomposta, invece a me piace quando è composta, però questa è una questione proprio di gusti. No, è un bellissimo spettacolo. Sono d'accordo con te, credo che lui forse c'è stata la necessità di essere un po' didascalico, anche per raccontare quella modalità, non lo so, però sì, sono d'accordo. Se fosse stato, per esempio, il bello di Nanette è che lo schiaffo ti arriva abbastanza inaspettato, non te l'ha detto all'inizio, quindi... Sì, è vero, non te lo dice. Carbonara destrutturata. Carbonara giusto destrutturata. Lo dice Topo Pignegna, okay. Che salutiamo. Salutiamo. Se in qualsiasi momento della puntata ti senti di dire Topo Pignegna, buttati pure, vai pure. Okay. Non temere nulla. Senti, prima hai detto che stai facendo Twitch, non so se solo con i Pampers. Come ti trovi? Perché questo proprio da collega streamer a collega streamer, come... Allora, io sono un profano in realtà, e ho imparato un po' da loro a prendere un po' di disinvoltura con la diretta, nel senso che secondo me loro sono molto bravi a creare un salotto di intrattenimento che trovo ancora diverso da questo, piuttosto che Lancia e tante cose meravigliose che sto vedendo, compresa questa veramente che è molto bella, però loro la costruiscono un po' più leggera. E trovo che sia un bel format di intrattenimento. C'è Farina, ci sono Pica, vabbè, c'è varia gente che gira, però ci sono un po' di rubriche divertenti, leggere, che inframmezzano la chiacchierata, e ogni tanto anche la chiacchierata un po' seria. Un mese fa abbiamo invitato Carly Tommasini, una ragazza trans che si è lamentata di un come si chiama, un'intervista tripla che è uscita su YouTube, che aveva delle battute un po' offensive, e
io poi le ho dato ragione, perché effettivamente il messaggio che arrivava era un po' transfobico, diciamolo, e quindi scusandoci ho detto, vieni a parlarne. Poi è stata un po' animata la diretta, nel senso che sono volati, non si può dire sono volati cazzi, perché a questo punto sembrerebbe, però insomma ce le siamo un po' date, perché io difendevo un po', qualcuno di noi difendeva anche il diritto della comicità, credo di essere a volte anche ignorante e di Sì. passare anche... Cioè è un po', è un argomento difficile, lo so, perché in questo momento uno dice, delle cose non si possono fare perché ci sono problemi troppo grossi per mettere davanti il problema della censura alla comicità, lo so, però da comico ti viene voglia di dire, prima di dire no, passiamo da un dibattito, cioè andiamoci a Certo. fanculo, però facciamolo, almeno ne parliamo. Ti viene a dire, ok, prima di dire no, dimmi prima se questa ti fa ridere, poi Esatto. vediamo, perché questa può darsi che invece ti faccia Infatti, ridere. guarda, Andrea Pisani dei Pampers, che è un ragazzo che io adoro, trovo intelligentissimo, che però era proprio accanito contro l'idea, a un certo punto dice, vabbè, io te la butto lì, siccome noi facciamo una specie di uomini e donne che si chiama Yasky e Memine, perché c'è un professor Yarilà, che è Herbert Cioffi, comico di Colorado, che è un sessuologo che però cambia tutte le iniziali delle parole, quindi può dire le cose più turpi del mondo perché tanto non le sta dicendo. Quindi il format si chiama Yasky e Memine perché c'è una ragazza che sceglie, che diciamo che seleziona, la tronista che seleziona i maschi, e quella sera lui dice, ma perché se io ti dico che stasera facciamo una puntata di uomini e uomini, non ti fa ridere? E lei ha detto no, non mi fa per niente ridere, però in realtà in quel momento, detta in quel modo, adesso non come l'ho detta io adesso che però cioè, faceva ridere, quindi c'è poi una risata di pancia che arriva e poi tu col senno di poi e con la coscienza dici sono un coglione, non si fa una risata sull'insulto a una dignità, a un'identità di genere, ne siamo tutti consapevoli, però a volte ridi e io so che noi ci mandiamo dei meme in privato che ci fanno riderissimo e che non faremmo mai vedere su Twitch, però Certo. questa cosa c'è e dobbiamo prendere atto, non so come dirlo. Sì, che la risata di pancia ci sia. E, tra Però l'altro ho deviato, comunque su Twitch io mi trovo bene, ma in realtà sono appunto un ospite e poi da poco però ho costruito uno spettacolo di stand-up, fra virgolette, didattica per le scuole che va su YouTube, che ha molta interazione, una regia molto interattiva, pop-up, cose che accadono, che è molto figo e stiamo replicando perché mi piace un sacco. Ma è che quindi adesso lo fai a distanza, ma tu hai già fatto spettacoli per la scuola? O farai in Sì, ne ho fatto uno, c'è stata la prima che era su YouTube. I ragazzi chattano con te mentre io faccio la diretta, ho una regia che mi manda audio, video, pop-up, ma ti dico, ho due personaggi che sono me da vecchio e me da giovane, fatti banalmente con Snapchat e portati sullo schermo. È giocoso, però con l'idea poi di trasmettere i contenuti. In realtà nasce da una committenza di Wikimedia, che è l'azienda italiana che gestisce Wikipedia, che voleva portare un po' all'attenzione delle scuole come dire, i personaggi che hanno cambiato un po', che hanno portato alla libera circolazione della cultura. E quindi Stefano Corno. Esatto, se vi dico Aaron Schwartz, non so se vi dice qualcosa. No, vai, sparaci Aaron Schwartz. No, ma era per dire, adesso sennò diventa un pippone. Aaron Schwartz è un ragazzo che inventò Reddit, te la butto lì, ha inventato il feed RSS, cioè è una testa della Madonna, che un informatico pazzesco che adesso non ricordo più le date, comunque pochi anni fa ha bucato la biblioteca virtuale, il JSTOR del MIT, e per questo ai tempi della SOPA, che era questa legge che avrebbe dovuto censurare internet, è stato condannato, no, è stato doveva subire un processo con una condanna dove rischiava $1 milione di multa e 25 anni di carcere, e a 27 anni si è ammazzato, questo per tutta una serie di c'è una storia pazzesca, però lui era un eroe non si può neanche definire un hacker, però era un eroe dell'idea che ci debba essere una libera circolazione della cultura e che il sapere non possa essere a pagamento. Su questo ha fatto una lotta e ha pagato anche un po' in maniera... Tu dirai, come cazzo si fa a ridere di sta roba? Però in realtà... Però si può fare, se si può ridere di Anna Gatsby, guarda, si può ridere di tutto. Appunto, esatto. Si può ridere di tutto, se fa ridere Anna Gatsby fa ridere tutto. Ma di persona invece hai mai fatto spettacoli per le scuole? Perché è una cosa che mi ha sempre affascinato. Guarda, non ci avrei mai neanche, se mi avessero detto fai uno spettacolo per le scuole 2 anni fa, avrei detto piuttosto do una ginocchiata contro un pezzo di cemento, e non proprio no, e invece mi sono ritrovato in questa cosa che mi ha appassionato molto, poi che doveva essere fatta in streaming. Poi appunto abbiamo costruito questo spettacolo che è diventato sperimentale col Teatro della Caduta di Torino, che ringrazio, e loro si sono innamorati di questa idea di
io l'ho chiamata showbinar, quindi è un webinar show dove ci sono interazioni, però c'è un po' di parte didattica ovviamente, e non l'avevo mai fatto, e l'idea poi di farlo diventare in presenza un po' mi spaventa, perché io poi tra l'altro a scuola ci ho lavorato e ci lavoro anche, però non ho confidenza col lavorare davanti a 150 adolescenti che si fumano le canne di nascosto mentre tu fai lo spettacolo e pensano: ma che Certo. cazzo vuole questo? Ma Ma perché chi- i prof l'hanno chiamato? Ma Certo, certo. e quelle robe che Certo, ci hanno certo. obbligato. Bellissimo, esatto. Ci hanno obbligato a vedere. Minchia, ma con questo pizzetto sembri Aramis. Sto Questo- cazzo di vecchio. Senti, ma invece tu, anche perché tu la scuola, mi spiego, allora tu hai fatto il seminario, cioè tu stavi per, quella è una delle cose che più, uno dei ricordi più dolci che ho del periodo Natural Born Comedians è stato quando eravamo in albergo dopo una delle prove e tu ci hai raccontato che hai fatto il seminario e che stai facendo il percorso per diventare prete. Il seminario è al posto della scuola o dopo la scuola? No, è al posto, credo Ok, che sia un po' cambiato, perché io c'ho un'età, so che dimostro 30 anni, ma ne ho 47. Quando io ero in seminario, c'era il seminario minore, che effettivamente io ho fatto il liceo classico, quindi il liceo, però ero in seminario, quindi era una comunità maschile a Venegono Inferiore, che è un posto bellissimo, tra che l'altro, salutiamo. salutiamo, vicino a Varese. E niente, ho fatto lì il liceo e poi un anno di teologia. Dopo l'anno di teologia ho lasciato, tu normalmente faresti, diciamo, il liceo e poi hai questo baccalaureato, sono 6 anni di laurea e diventi prete. Oggi le cosiddette vocazioni minori, cioè quando ho alle medie o alle superiori entro in seminario, non esistono quasi più. C'è un percorso che adesso ti fanno cominciare, diciamo, dico da maggiorenne, potrebbero partire tantissime battute gratuite che non partiranno, ma per tutta una serie di motivazioni legate anche al concetto di vocazione, secondo me è più difficile che io sappia. In Lombardia, dove stavo io, non esiste più il concetto di seminario minore, quindi poi tu fai di fatto teologia all'università e diventi prete. Ok. Quindi ci Io vuole la avevo laurea quelli... ci vuole la laurea per diventare prete, quindi. Assolutamente sì, ma guarda, noi eravamo sotto, ai tempi c'era il Cardinal Martini, che io non so se a voi dice qualcosa, ma era un illuminato progressista. Martini, e ha rischiato di diventare papa, ma era troppo a sinistra per diventare papa. Questo è un pensiero assolutamente personale, però. E lui aveva un'idea anche, cioè a quei tempi tu diventavi prete se facevi il liceo classico, ma anche perché Mhm. c'era un'idea di cultura molto radicata dietro il concetto di prete. È cambiata in quegli anni, so che quando io ero in prima liceo, quindi in terza superiore, metà della mia classe è passata alle magistrali, perché hanno detto dobbiamo fare un percorso anche per chi non ce la fa a fare il classico. Il classico in seminario era tostissimo, cioè noi studiavamo, non lo so, 10 ore al giorno, tutti i giorni, eravamo proprio... ma io guarda, è come la prima edizione di Natural Born Comedians, è il cuore, perché è stata se tu vivi un'esperienza così totalizzante in adolescenza, poi ti segna, per fortuna in positivo, perché io i miei migliori amici sono ancora, e sono tutti, nessuno di loro quasi è diventato prete, però questo è irrilevante dal mio punto di vista, e io sono poi diventato ateo, ma lasciamo stare. Quindi cazzo, c'è una domanda di Topo Pignegna, così posso ridirlo. Vai. Mi sono sempre chiesto come funziona per i preti. Si fa il seminario e poi è l'ordine che ti sceglie, tipo draft MBA. Sì, diciamo che no, c'era anche molta selezione, nel senso che tanti non ci arrivavano, però tanti anche lasciavano, come me. Io sono entrato in crisi dopo la maturità. Il mio padre spirituale mi disse: resisti ancora. Ho fatto una esperienza di studio all'estero negli Stati Uniti, e tu dici, sembrano le battute quelle banali, ma mi hanno mandato a fare questa esperienza adesso in una famiglia, si chiamavano Quartello loro, italo-americani di Chicago, padre, madre e 9 sorelle. Certo. Allora, per un eterosessuale perlomeno diventa un'esperienza difficile da Perché gestire. poi tu venivi da un'adolescenza invece di, chiaramente, astinenza sessuale. Astinenza sessuale, io tra l'altro ero molto convinto, nel senso che io ero un ragazzo dell'oratorio che ha avuto davvero il mio prete allora dell'oratorio, era un prete molto in gamba, mi ha segnato come figura. Una volta gli ho chiesto, da pirla, ma come hai fatto a diventare prete? Lui mi ha detto: guarda, c'è il seminario, se vuoi andare a fare 3 giorni in terza media, me l'ha detto, puoi scoprire com'è questa cosa. Sono andato e poi in realtà mi era piaciuto, cioè era un posto fighissimo. Ci sono 2000 cose che col senno di poi non avrei voluto
che accadessero lì dentro, adesso detta così se crea un po' di inquietudine, ma in realtà l'ho detta male, lo so, cioè ci sono tante cose che col senno di poi non avrei voluto fare e che potrei mettere in discussione, però in realtà è stata un'esperienza straordinaria, non so come altro dirlo, e credo che loro, tra l'altro lo dico sempre al mio rettore, che oggi è l'arcivescovo di Milano, loro mi hanno dato gli strumenti per demolire tutto quello in cui credevo, ma questo Ok. è vero, cioè io in seminario ho maturato il mio ateismo profondo. Se i peggiori nemici della Chiesa nascono insieme alla Chiesa, si dice così è stato, cioè, proprio. Ma qual è la percentuale? Ma immagino che tu non lo sappi, però quante persone fanno il seminario e poi a un certo punto dicono mollo? Non lo so oggi, ma so che la percentuale ai tempi miei era drasticamente, cioè della mia classe, che se sommi quelli che sono partiti dalle medie e sono arrivati alla sesta teologia, sono diventati preti il 5%. Ah, ok. Tu Ok. pensa all'investimento, fosse un'azienda, quanti soldi ha buttato via per costruire tra l'altro suoi nemici, tipo me. No, adesso Sì, nemici no. Infatti, però perché, cioè, atei. perché quali sono state le cose che ti hanno fatto diventare nemico? No, allora, La nemico adesso... fregna. Nemico è una parola grossa. Beh, allora, vabbè, dal punto di vista vocazionale, banalmente, però quello lo metti in conto, cioè io mi sono, come tutti i pirla di 17 anni, mi sono innamorato di una ragazza, però quello, sai, dici, boh, passata la cotta, vai avanti. In realtà ho proprio messo in discussione, ma credo che questa diventerà ufficialmente la puntata più pallosa di No, Tintoria per no, colpa no, mia, io però... sto in fissa, vai, è una bomba. Però no, cioè, ho proprio messo in discussione filosoficamente parlando il concetto di... E poi hanno cominciato a non mi tornavano... Io poi ero abbastanza polemico, per cui c'era il mio rettore maggiore, un giorno sono andato lì e gli ho detto perché le donne non possono diventare prete? Me lo devi spiegare. Abbiamo iniziato un dibattito feroce che è durato mesi, dove io non la mandavo giù, e quello è un esempio banale, però in realtà ho messo in discussione tante cose, le ho approfondite, e poi a un certo punto, sai quando ti dici, ma tu davvero credi, cioè io non riuscivo a pregare, io dicevo, ma io sto parlando da solo. E mi sono chiesto, ma io credo che esista un Dio? La verità è che non ci credo, perché la mia testa mi dice un'altra cosa, e quindi devo avere il coraggio di accettare questa cosa, e ho preso un'altra strada. Poi è stata proprio anche, poi uscito dal seminario, sono venuto a Torino a studiare. Torino ai tempi era cittadella del comunismo, un po' come adesso, e quindi ho anche proprio spostato, sono anche proprio uscito, sai, frequenti gente diversa, ho aperto la mente, ma davvero io quando racconto che a 20 anni ero omofobo, dico una cosa onestamente, cioè che arrivavo da una cultura dove tutto quello che era diverso da quello che avevo imparato a conoscere non lo capivo e mi faceva paura. Forse non direi omofobo, però perlomeno fobico di tutto quello che non conoscevo. Sospettoso. Bravo, sospetto, facevo questa faccia qui. Gay. Che senso? Non Che mi senso? convinci. Sei sicuro? Ma ma è vera la cosa, qui chiedo, penso io ancora che sto pensando, che nel momento in cui tu sei in seminario, quindi sei un ragazzo che le ragazze non possono avere, questa cosa invece ha l'effetto opposto? Ah sì, assolutamente. Cioè, io avevo l'effetto Padre Ralph, che battuta che quando uso ultimamente la gente mi dice che cazzo è Padre Ralph, perché è troppo vecchia ormai. Però sì, cioè, c'era questa roba dell'essere irraggiungibile che ti rendeva chiaramente un bocconcino. Un bocconcino, esatto. Infatti, cioè, in oratorio, se poi eri anche un minimo brillante, io ero un coglionazzo, cioè nel senso ero molto timido, tipo adesso, però senza quelle 4 nozioni tecniche per cercare di far ridere gli altri. Quindi, però no, ero relativamente simpatico, e quindi poi piaceva alle ragazze, però sì, cioè, poi ero anche un coglione, nel senso che ero molto ligio, per cui non ho mai, finché non sono uscito al seminario, non ho avuto contatti fisici con le ragazze. Sono Senti, tipo cupani, diciamo. ma mi ricordo una volta che avevamo parlato del fatto che, per esempio, una delle cose che io che non sono neanche battezzato, non ho fatto nessun tipo di percorso cattolico, esatto. Una delle cose che della Chiesa Cattolica io penso sempre è: ma perché questa cosa della castità? Cioè, perché c'è il voto di castità? Che senso ha? E tu mi dicevi invece che dici, guarda, in realtà per me ci può stare che ci sia, cioè nel senso, perché il prete è una scelta e tu, se fai quel tipo di scelta, in quella scelta ci rientra anche la castità, perché no? Mi ricordo un discorso del genere, però appunto, allora c'è un aspetto di esegesi, proprio qui adesso proprio andiamo su livelli, però cioè, banalmente l'interpretazione delle scritture che fa la Chiesa Cattolica
ti porta, ti radicalizza verso quella cosa lì. A parte questo, però, io ho una visione abbastanza radicale del sacerdote, perché secondo me è una vocazione, nel senso che se tu ti dai agli altri nel modo in cui dovresti farlo, non puoi avere una famiglia. Cioè, per me è più una questione quasi pragmatica quella della castità, che però non è legata alla castità, è legata al fatto che non puoi avere un rapporto continuativo nella tua vita. Questo aprirebbe il discorso. Beh, puoi averne tanti sparsi, perché in realtà poi è la chiusura rispetto alla sessualità della Chiesa che a me lascia molto perplesso, che chiaramente si trascina dietro un discorso di controllo del sistema, eccetera. Però io rimango convinto che sia una vocazione, quindi un po' deve essere totalizzante. Guarda, ieri con i Pampers abbiamo fatto una serata di beneficenza. Io non so se conoscete Still I Rise, è un'associazione che è fondata da uno scrittore che ha 28 anni, un ragazzo giovanissimo che ha fatto le robe mirabolanti, apre scuole per bambini profughi, quindi ha aperto le scuole vicino a campi profughi, adesso in Kenya, in Siria. Lui, uno dei suoi drammi è: non ho una vita sentimentale, e lui ieri ci diceva: cazzo, non posso, perché io quello che sto facendo è troppo importante e non ho un minuto della mia vita da non dedicare a sti ragazzi. E cioè, sembrava di sentir parlare Gandhi, ma un ragazzo di 28 anni, anche piacente, che potrebbe avere una vita sessuale e sentimentale normale, e ce l'avrà in ogni caso, però vive questa, e secondo me è quella roba lì il prete, cioè uno che se la vive veramente questa vocazione dovrebbe dire: io non ho tempo per pensare a una famiglia mia, io devo salvare il mondo. Adesso la dico proprio alta, Certo, però. ok, chiaro. E per abbassare subito Big Gok 666 chiedi: ma ti vietano pure di farti le pippe? Beh, non dovresti, poi infatti quella cosa non ho mai capito, cioè, come fai? Cioè tu devi tipo sublimare, come fai? Devi fare delle azioni che ti devi concentrare tanto da fare evaporare da dentro il corpo il seme accumulato. In effetti il mistico sublima, però io di mistici, ti dico la verità, secondo me esistono, io ne ho conosciuti 2 di mistici. Io ho un compagno in seminario che è diventato prete, che secondo me lui è un mistico, cioè lui è riuscito a sublimare la sua sessualità, ma diversamente sei un frustrato. Cioè io non ho altre alternative, in qualche modo devi fare. Mettiamola così, la dico male, però. Mi ricordo che era forse San Benedetto che quando veniva tentato si buttava in mezzo ai rovi per farsi del male fisico, e quindi gli passava così la voglia. Veniva tentato. Non ho mai provato, però la mettiamo fra le cose da fare. Buttarsi tra i rovi quando ti viene voglia di... No, ti volevo chiedere, ma invece ti è rimasto qualcosa, qualche abitudine che tu dici: questa è un'abitudine che ti è rimasta da quell'esperienza lì, che magari non è neanche, cioè non la consideri positiva, cioè che ne so, appunto, poteva essere, non dico l'omofobia, però magari pensare ogni tanto a qualcosa che allora, comunque t'ha formato per tutta la gran parte della prima parte della vita. Allora, sicuramente la prima, non so se è considerata un'abitudine, forse sì, la prima che ti dico, che è proprio, che è anche il motivo per cui uno vorrebbe poi allontanarsi da lì, è un pensiero autogiudicante molto forte, cioè il cattolico mediamente vive con questa roba qui, e non la sradichi, perché io ho una coscienza che mi martella costantemente. Poi io sono molto mentale, per cui a me in particolare questa è una roba che vorrei sradicarmi, vorrei sbattermene il cazzo molto, ma non lo faccio mai, e questa è una roba, e questa è quella seria. Quella comica invece la dice mio fratello a me: frate, da quando sei uscito dal seminario hai imparato ad aver sempre ragione. Che c'è una roba brutta, ma i preti ti insegnano ad aver sempre ragione. Io se adesso noi discutessimo su una net e tu dici per me fa schifo e io dico a me piace, se diventasse una questione di principio, io mi aggrappa una dialettica feroce per aver ragione, ma senza motivo, proprio c'è una roba che ce l'ho bella buttata dentro, e mio fratello mi dice sempre: i preti ti insegnano ad aver sempre ragione. Vedi, i preti come poliziotti. E questa è una cosa che il Rapone c'ha innata, pensa. Cosa? Sì, se si mette a discutere di una cosa dice: ok, allora io adesso prendo la posizione opposta e tu e si intoppa. L'ho visto succedere, ma tipo fino alle 5 di mattina. No, perché tu. Guarda, quindi non è cattolicesimo, è raponesimo. No, ma anche io ho avuto, non il seminario, però insomma ma tanti poi alla fine scopri che sono orsoline, salesiani, però invece io che non sono neanche battezzato, appena uno dice qualcosa dico: ma infatti c'hai ragione tu. Guarda, ho già cambiato idea. Appena uno mi guarda, no, è così, e si vede che è così. Guarda, si vede che avevi ragione. Ho imparato qualcosa di nuovo immediatamente. È il segreto del mio successo. Senti, una cosa che mi faceva mega ridere, che mi avevi raccontato in quell'incredibile sera
dopo le prove, che tra l'altro le prove che facciamo allo Sloan Square a Piazza Cadorna, che era il comedy club di John Peter Sloan, che è morto durante nel 2020, se non sbaglio. Già. Che peccato, l'avevamo anche conosciuto, che era un comico che magari le persone lo conoscono per i corsi di inglese che venivano in edicola, i libri e i dischi per imparare l'inglese, che è molto simpatico, c'era questo comedy club, peraltro molto carino, dove facevamo le prove, e mi avevi raccontato che tu, uscito dal seminario, dici: ah, che bomba, adesso Torino, l'università, e il signor Gorno c'è da fare il militare. No, come il militare? Sì, esatto, c'era anche questa sfiga. Tra l'altro poi ho scritto anche un pezzo sulla Naia qualche anno fa, che mi ha divertito molto, e tra l'altro durante la pandemia, sai che la pandemia ha creato dei mostri. Tra i vari mostri che ha creato, a un certo punto ricevo un messaggio da un mio ex compagno di militare che non sentivo da 20 anni, ma letteralmente 20 anni, che ha messo insieme un gruppo WhatsApp, cioè adesso siamo in credo 23, e ce ne sono altri che stanno su Facebook e non vengono su WhatsApp solo perché non vogliono ritrovarsi 126 messaggi tutte le mattine, di cui 100 porno, e quindi io però non riesco a dire di no, soprattutto al porno, e quindi niente, li ho rincontrati. Sì, perché praticamente cosa è successo? Che uscito dal seminario tu perdi la facoltà di non fare il militare. Io mi sono iscritto all'università e c'è stato un gap proprio, non so come dirlo, burocratico. Sono andato al distretto militare, ho detto: io sono uscito dal seminario, quindi dovrei fare il militare. Loro mi hanno detto: però sono terzo figlio maschio, cioè avevo tutti i motivi per non farlo. Terzo figlio maschio, hanno fatto il militare i miei, faccio l'università, sono obiettore di coscienza. Va bene, deve aspettare che la chiamino per i 3 giorni e poi farà la domanda di quello che vuole. Io aspetto che mi chiamino per i 3 giorni, invece un giorno mia mamma dal balcone di casa mi dice: ti è arrivata la cartolina? Io dico: oh, finalmente mi hanno chiamato per i 3 giorni. No, ti hanno chiamato proprio per andare a militare. Povero coglione, anche mia mamma me l'ha detto. Per cui, e poi ho scoperto che fu per colpa di piemontesi maledetti che mi hanno accolto qui a Torino, ma che adesso io da allora odio, perché l'alluvione del 94 fece partire tipo qualche migliaio di chiamate d'emergenza a caso, e al distretto mi hanno detto: e lei va in caserma, poi se non è abile o se deve fare delle domande di altro tipo le faccia. Poi quando sono arrivato al CAR mi hanno detto: tu prova a farla la domanda di terzo fratello piuttosto che di esonero, ci andranno dei mesi, e se obietti, almeno ai tempi era così, se facevo obiezione di coscienza andavo in carcere militare. Quindi alla fine ho detto: ma sai che c'è, vaffanculo, faccio sto anno di militare. Ho chiesto al mio capitano: mi dà una mansione d'ufficio così magari riesco a dare qualche esame all'università? Lui mi ha detto certo, e sono diventato pilota di mezzi cingolati, per cui ho fatto tutto quello che si poteva fare a militare. Sono fatto i vespri siciliani, guardie ai magistrati, Sardegna, campi, cioè ho fatto veramente di tutto. Poi è stato molto divertente, devo dirti la verità, però un anno dal punto di vista dello studio buttato via. Cioè, lo rifarei di nuovo perché grande esperienza, grandi amicizie. Certo che il mio capitano mi ricordo che mi fece una lettera addirittura di referenza ai miei genitori per il mio compagno. Io non ho fatto neanche pensa che cazzo di nerd sono, non ho fatto neanche un giorno di consegna, di punizione. Sono diventato sergente praticamente a fine anno di militare, con i complimenti del mio capitano, cioè proprio una merda ero, e facevo schifo da quanto ero ligio al dovere. E lui, mi ricordo, il mio capitano i primi mesi mi disse: beh, guardi Gorn, perché ci danno sempre del lei rigorosamente, il militare dovrebbe anche essere un'esperienza di comunità, insegnarci le cose, lei le sta imparando e insegnando agli altri, che volevo dire, puttana Eva, io arrivo da 5 anni di comunità maschile, cioè io ho fatto 5 anni di militare in seminario, che cazzo devo imparare ancora? Sì, infatti te sei andato da tutti maschi a tutti maschi. Esatto, è stato bellissimo. e in effetti è stata, da quel punto di vista, una passeggiata, perché poi chiaramente per il militare c'ha delle storture che sono comicissime se ci pensi, ma sì, quello è tutto un mondo di comicità che poi noi ci siamo persi, perché non avendo fatto il militare. Tra l'altro, Stefano, tu per 2 anni? Per un anno. Per un anno, infatti. L'anno mio era quello. Era il primo a non aver fatto non fare, sì. Infatti, ero amici miei che più grandi di me che dovevano fare la domanda per non farlo. Non so proprio neanche cosa si dovesse fare.
Ovviamente il mantra di tutti i miei compagni di Naia tutte le volte che si parla di sta roba è cazzo, però ci vorrebbe ancora il militare per sti ragazzi, fan cazzisti, vaffanculo, cioè quelle robe lì per cui Ma pensi infatti che... Ma e chissà poi è cosa vero che ti saremmo. raddrizzava, poi vabbè, te venivi al seminario, quindi non c'era niente a raddrizzare, eri dritto come una freccia, però Guarda, secondo me dipende poi anche che esperienza fai, nel senso che c'è troppa varietà di possibilità dal punto di vista delle caserme, dei corpi, però può essere, nel senso che noi avevamo un capitano che era straordinario, nel senso abbiamo avuto il culo di avere, attualmente credo che sia un generale, ma comunque un pezzo grosso, eh, Mauro Dubaldi, che saluto se mai ci stesse seguendo, lo salutiamo, capitano, sicuramente sì. il mio capitano, e lui era davvero una persona brillantissima, aveva fatto tra l'altro un anno di campionato con i Marines, cioè era uno di quei militari che davvero figlio di militari, che credeva molto nel suo compito, per cui, cioè, ed era anche una persona straordinaria, cioè faceva anche tanto ridere perché aveva una cultura pazzesca. Mi ricordo un mio compagno che arrivò in adunata prima di andare via con la maglietta di Che Guevara, che insomma a Naia l'ambiente, sai, non è proprio, non è che Non è tu proprio vedi quello proprio della rivoluzione cubana. bravo, non vedi bandiere rosse ovunque, che perlomeno ebbe il coraggio di dirgli, il mio capitano mi ricordo che gli disse, ma lei almeno sa chi cazzo è la persona che ha sulla maglia, questo non lo sapeva peraltro, e lui gli ha raccontato proprio la storia di Ernesto Guevara Lynch della Serna, da quando è nato, è diventato medico a quando è morto, facendoti anche capire che personaggio era, cioè comunque voglio dire, era, per farla breve, era uno che aveva delle cose da insegnare perlomeno, quindi è stato in quel senso una bella esperienza. Poi anche il fatto che sia stata operativa, perché poi i Vespri siciliani, io ho conosciuto Caselli, dei giudici, la moglie di Borsellino, cioè... Cos'è i Vespri siciliani? Perché hai detto questa cosa e ho fatto finta di sapere di cosa stai Ah, parlando, ma... cazzo, pensavo di parlare di una roba... Allora, i Vespri siciliani erano... A militare facevi 2 mesi in Sicilia a fare le guardie alle possibili vittime di attentati di mafia o comunque Ah, ai possibili, come si dice, non mi viene la parola, obiettivi obiettivi. della Vabbè, malavita. Per cui super io... rilassante, zero tensione. In realtà era molto faticoso perché erano guardie di 6 ore abbastanza appese, però ti rendevi conto che quelli che rischiavano erano le scorte, tu Mm. eri, e comunque ti dicevano, cioè capisci quando hai fatto saltare in aria, adesso la dico, so che è un argomento un po', però quando hai fatto saltare in aria Borsellino e tu fai la guardia alla moglie, cioè non è che pensi che... cioè, l'obiettivo l'hanno già raggiunto, non so come dirlo, Ok, cioè non sì. c'era la sensazione che qualcuno rischiasse davvero, Mm. c'era più la volontà di dire lo Stato qua c'è. Che Ok. comunque Caselli era uno che insomma i suoi nemici ce li aveva, però tipo Caselli a me faceva molto ridere perché lui tornava con la scorta a casa e poi di nascosto usciva, perché poi tu pensa fa sta vita, appena andavano via tutti di nascosto usciva da casa sua e andava a farsi i cazzi suoi da solo perché non ne poteva più di essere circondato da finanzieri, carabinieri, militari, Certo, quindi però anche quella è un'esperienza segnante, devo dire. Ma tu quindi immagino. hai imparato a sparare. Cazzo, io ero anche cioè mi ricordo che ero abbastanza un cecchino quando ho fatto... Che roba. E sono terrorizzato dalle armi, peraltro, per cui c'è anche e io ero pilota di un antiaereo, un carro, cazzo che c'è una torretta antiaereo, cioè una roba... E se ci penso, cioè io sto male, se mi ammazzo una zanzara mi dico, cazzo, forse potevo non ucciderla e accompagnarla fuori dalla finestra. Tu pensa al personaggio che sono. Ma ti hanno insegnato a sparare con la torretta antiaerea? Cioè tu all'occorrenza potevi scarescere dal camion e... No, lì c'era una specializzazione, però ho sparato Mm. con, non mi ricordo come si chiamava la mitragliatrice, in Sardegna abbiamo sparato con la mitragliatrice, proprio quella che fai fatica a tenerla in mano, che se non la tieni bene ti porta via mentre spara. Incredibile. Sì, poi normalmente col fucile, che era una roba anche surreale, nel senso che i fucili che avevamo in Sicilia erano dei fucili, adesso non mi ricordo come si definivano i proiettili, però sono i fucili da guerra, un fucile che ti sbriciola un muretto a 100 metri. Sai, in centro Palermo, se dovessi mai veramente usarlo, Certo, probabilmente potrebbe fare qualche danno collaterale. certo, immagino. Ma invece c'era questo caso di famoso nonnismo di cui si fa un gran parlare quando si parla di Guarda, militari. io ero in una caserma operativa e ex punitiva, quindi era abbastanza... Non c'era tanto nonnismo quando però tipo è una cosa che racconto nel mio monologo, c'era sto caporale calabrese di 1,12 m che, cioè, chi arrivava prima di te aveva un grado, ti trattava come una merda, ma in una maniera... Questo era analfabeta
e non riusciva a mettere insieme 3 pensieri, però decideva se tu potevi andare come si dice, non mi ricordo come si chiamava, adesso dico in ferie perché non mi viene in mente la parola, in licenza, grazie, io ho fatto il militare ma tu sai come si dice, cioè decideva della tua vita, quindi tu eri in mano a gente assurda che poteva decidere della tua vita, e questa roba era pazzesca. Però da noi tanto nonnismo non c'era. Ai Vespri abbiamo avuto il cambio dei parà. Coi parà ho visto un altro mondo. Minchia, sono veramente i parà come si diceva che erano i parà, dei matti fascisti che si maltrattavano l'uno con l'altro. Adesso ci sarà, magari c'è qualche parà che ci segue e dirà no, non è vero, non è per tutti. Quelli che ho conosciuto io erano tutti così, incredibili. Sono arrivato, allora, noi eravamo in centro a Palermo da un magistrato tranquillissimo, dove praticamente, tra l'altro, altra cosa comica, non potevi fare un cazzo perché lì c'era il consolato libico, per cui tu dicevi, ma io devo controllare la gente, sì, però se arrivano quelli lì con gli occhiali scuri, vestiti bene, con le valigette, con la manetta, quelli non li puoi toccare. Ma cazzo, capito? Però, cioè, allora, perché facciamo le guardie se la gente più sospetta può entrare? Sembrava una pallottola spuntata quando passano, o l'aereo più pazzo del mondo quando passano quelli con i bazooka e tu fai finta di niente. E sta roba era allucinante. Lì, in quel posto, in centro a Palermo, c'era un ragazzino che tutte le mattine veniva a portarci le brioche col motorino, sai, simpaticissimo. Il giorno del cambio coi parà, questo arriva in motorino, entra nello spiazzo davanti al palazzo, minchia, a momenti parte una roba tipo sembrava Full Metal Jacket, cazzo, l'hanno atterrato, cioè gli hanno puntato le pistole, l'hanno fatto mettere a terra, e io che gli dicevo, ero il capoposto, guardate che il ragazzo che porta le brioche, lo vediamo da 2 mesi, ma che cazzo fate? Cioè erano dei folli, veramente, esaltati, dei pazzi esaltati, sì. Però vabbè. Incredibile. Ma Era il 94. Militari di sinistra. Ma infatti questa cosa del 94 è incredibile, perché tu facevi la scorta che le stragi c'erano state da pochissimo. Sì, infatti, cioè, la sentivi la tensione. Il giudice Agnello, che aveva condannato Riina, a cui Riina durante il processo disse faccia attenzione, facciamo l'agnello al forno a Pasqua, lui si fiondava da casa sua alla macchina della scorta con una velocità, aveva 80 anni, cazzo, ma si fiondava come Jesse Owens. Cioè lui aveva veramente paura e secondo me poi la paura poteva... Io, altro aneddoto del cazzo, ho bloccato la vacanza dei turisti americani perché Giornale di Sicilia, al mattino leggo la mafia compra dei missili terra-aria dagli islamici, comunque da non si sa bene dove, nei paesi arabi. Leggiamo questa notizia e poi io vado a fare il capoposto nella villa di questo magistrato sul mare. E quel giorno io ero quello poi che prendeva le decisioni. Vedo uno yacht che si ferma esattamente davanti alla villa di questo magistrato e 2 personaggi che col binocolo guardano verso di noi. Io dico, vabbè, ma cazzo, ma allora dico a quello che c'era come, ma secondo te è normale? E mi fa, vabbè, ma nel dubbio diciamolo, minchia, lo dico al mio capitano, cioè mando una comunicazione via radio, dico, guardate che c'è. Devo dire che funzionava, cioè 10 minuti dopo nave della guardia costiera che li affianca, li fa attraccare, erano dei turisti americani che succedono i cazzi loro, però quel giorno pensi, cazzo, un missile terrario da uno yacht perfetto, cioè fa saltare in aria tutta la villa e ciao. Incredibile, dici, pensa che morte da stronzo, sono qua a fare ucciso per un missile terraria comprato dai libici di Ritorno al futuro. Esatto. I libici marti. E in compenso abbiamo regalato un'esperienza bellissima a questi turisti americani che ancora oggi penseranno quella volta in Sicilia in cui sono venuti a fermarci perché pensavano avessimo delle bombe. Esatto, esattamente. Tra l'altro c'è una bella esperienza raccontata. Alcuni parazzi sono schiantati a terra lo stesso giorno in cui Lady Young Rose è stata investita, le hanno rubato il posto al pronto soccorso. Che tu stai andando al pronto soccorso e ti hanno investito, in quel momento pam pam ne cadono 2 che non sono a tempo cadute ed entrano davanti a te. Tipo, no, cazzo. Allora siamo arrivati. Ah no, Stefano, giusto, c'è la tua domanda. Esistono militari di sinistra? Di sinistra. E allora io non ne ho conosciuti, anche se dovessi dirti il sospetto che il mio capitano avesse dentro nascondesse, non potrebbe dirlo mai neanche ora ancora meno, ma secondo me dentro un po' di sinistra ce l'aveva. Però la risposta è no. Vedi? Però adesso... No, infatti io vedevo qualche tempo fa hanno fatto la caserma, no? Non so se l'hai visto tu. Non l'ho mai visto, ero curioso di guardarlo, ma non l'ho mai visto.
E io mi chiedevo, ma chissà questi chi votano, questi militari qui che fanno queste cose, e pensavo sarebbe un bel format fare militari di sinistra e vedere che cosa fanno, se si scindono, se si uccidono ugualmente, non lo so. Che poi, sai, Pasolini lo diceva, alla fine il poliziotto è un operaio. Cioè, io penso anche ai militari che lavorano con la protezione civile, a Lampedusa. Secondo me poi il militare invece, non facciamo nomi, ma un certo tipo di voto ti dice col cazzo che voto quella gente, perché poi non lo so, se ci metti il cuore. Poi io, guarda, sono anche tra le varie cose, tra le mie varie anime, sono anche un Notav, ho partecipato alle manifestazioni con le manifestazioni Notav in Val di Susa, e poi vedi un aspetto della divisa che ti fa veramente dubitare di tante cose, la diciamo solo così, ma per cui sono perplesso. Però d'altra parte, forse è sempre una questione dell'umanità che c'è dietro la divisa, perché sì. ho visto delle robe turpi. E so Sì, che Tinti su questo mi fa partire l'anarchico che è in lui, quindi... Ma guarda, io ancora non so se sono anarchico oppure completamente assoggettato al potere. Devo capire ancora che posizione prendere. Intanto, Sono lì, alla fine del cerchio, è un attimo che... sì, infatti è un secondo. Io oscillo costantemente tra comico di regime e rivoluzionario. Intanto si colora a tinte comiche la storia di Lady Young Rose, perché non 2 parà le hanno rubato il posto, ma 16 parà le hanno rubato il posto. Quindi tutti i paracaduti non si sono aperti. Oppure hanno, sai, le cose, che è una delle cose che mi farà più ridere sempre nella storia, uno che salta, tira la corda e esce la merenda del figlio, e intanto il figlio a scuola, ma cos'è questo lenzuolo? Ah! A me questa scena, che forse un cartone animato di Pippo l'avrò vista, però non smetterà mai di farmi ridere, immagino che tira e tutti vengono su e il paracadutista sta sopra e vede tutti i quaderni, penne e panini col salame. Oh cazzo, Carlo è nei guai. E poi bam, e ruba il posto alla signora Lady Young Rose. Ho visto Però ora magari che... No, vai, No, prego. scusa. Lady Young Rose? No, ho visto ora che è un utente la di Young Rose, pensavo fosse tipo una cantante. Invece ho No, visto ora che- si chiama così, No. Lady Young Rose, sì, è un utente, Sì, un sì. utente. Stavo leggendo dalla chat, sai, noi streamer facciamo così, siamo Sì. tutt'uno con la nostra Community. chat. E poi, no, io in realtà pensavo che poi in realtà a lui dispiace, cioè comunque è un buono, mentre sta precipitando pensa, cazzo, è senza merenda. Esatto, merda, senza merenda oggi che c'è il compito di matematica, cazzo, Esatto. speriamo che vedi, ho sbagliato. E allora, a questo punto siamo arrivati a un momento fisso di Tintoria, abbiamo parlato di seminario, abbiamo parlato di militare, devi sapere che Tintoria è il podcast della legalizzazione, 2 cose che non vanno a braccetto né col seminario né col militare. Prima chiedevo agli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione delle droghe leggere, ma ho smesso di fare questa domanda perché non mi dava soddisfazione, perché tutti quanti mi davano la stessa risposta. Quindi ho iniziato a chiedere che rapporto hai con la marijuana, se ce l'hai, e essendo tu un comico, se hai un rapporto con la marijuana, se noti una correlazione tra uso della marijuana e creatività. Allora, io la uso cioè allora, sono proprio uno che non usa nessun tipo di droga, ma non sono anche uno che beve pochissimo, sono noioso come la merda, quindi in realtà quando sono uscito dal seminario ho fatto sta roba, ho detto devo provare tutto subito e poi mi faccio un'idea, quindi ho fatto un po' di mesi, sono andato ad Amsterdam con i miei amici, poi a Praga, in cui ho veramente provato tutto, cioè ho detto le droghe, quelle che non mi, cioè l'eroina no, però le droghe che mi fanno tornare poi stabile a un certo punto le voglio provare. E devo dire che un po' io forse ho un forte, come si dice, mania di controllo, come si chiama, però non faccio fatica a perdere proprio il controllo e quindi anche hanno poco effetto su di me, ma sarà perché non le prendo nel modo giusto, che cazzo ne so. Però allora, per farla breve, le uso davvero una volta ogni morte di papa o ogni cambio di papa, visto che a volte non muoiono ma si cambiano, succede così. Tra l'altro oggi è il compleanno di Ratzinger, non volevo solo di questa cosa. Un saluto al vero Papa. Saluto a Ratzinger. Ratzinger, il Mufasa dei papi. Un saluto al vero Papa, è bellissimo. Non come questo qua, non come Papa Francesco, lo Scar dei papi. Sembri Lefevriano a dire questa roba, il vero Papa. Mi sconosci Francesco. Comunque sì, faccio pochissimo uso, una volta ogni 2 anni, faccio per dire, e sono uno di quelli che non è in grado di salire sul palco anche appena brillo, piuttosto che... Sul discorso creatività non ti so dire, perché davvero... Non essendo un abitué, non so poi neanche che effetto mi possa fare
però tendenzialmente io non perdo il controllo e quindi fumo pochissimo, bevo pochissimo e non mi attacco al Beh, water. mi sembra un'ottima risposta, grazie mille. Stefano, tu vuoi fare la tua domanda? Perché allora No, poi, un'altra domanda io. Vabbè. perché poi no, dico perché oggi faremo la puntata un pelo più corta, perché poi alle 9 Gorno c'ha un'altra, dico inizia a chiamare per cognome, ci ho messo un'ora a capire che vi chiamate tutti e due Stefano. Cioè, ce l'ho scritto qui, ho detto come lui poi alle 9 c'è un'altra diretta, quindi lasciamo il tempo di mangiare un boccone. Sì, no, ma vai Sì. tranquillo, cioè nel senso io mi sto divertendo e mi piace chiacchierare, quindi non c'è problema per me, posso anche, tanto io mangio. Tra l'altro oggi scade il secondo anno, per cui dopo mi faccio una canna e mi faccio la diretta con i E pump. fai la diretta. Ma infatti tu sei vegetariano, mi pare. Non più. Anche No, io ho fatto vai. 8 anni di vegetarianesimo e poi sono crollato. In Tanzania sono crollato. E vabbè, Di fronte- in Tanzania ti hanno detto una proteina e tu... Esatto, no, in Tanzania cioè, è successa proprio la roba che non dovrebbe succedere a un vegetariano, cioè una tribù Masai per accoglierci ci ha ammazzato un capretto, ma proprio c'è. Quindi ho pensato, minchia, l'hanno ammazzato per noi. Vabbè. Puttana miseria, sono Guerrino. stato malissimo. E quindi ho detto, vaffanculo, lo assaggio almeno, perché ce l'hanno Certo. fatto per noi. E lì c'è stato il crollo, perché poi io adoro la carne e il pesce, c'è stato il crollo psicologico. Quando ho risentito il sapore come i vampiri, cioè, sono impazzito. E in più dopo ho fatto una settimana a Zanzibar, adesso sembra che io faccia vacanze milionarie, ma è stato un caso quell'anno. Una settimana a Zanzibar dove giravamo in barca per isolette e si mangiava solo pesce, quindi o io morivo letteralmente di fame o mangiavo pesce. Ho ricominciato a mangiare pesce quando sono tornato in Europa, ho detto Non ce l'hai fatta. non si fa più, poi rimango vegetariano dentro, però Hai ceduto per colpa della buona educazione. dei Masai, esatto. Della buona educazione dei Masai. No, Questi vabbè, maledetti, però quindi educatissimi Masai. comunque mangi poca carne, mangi poco pesce, immagino. Continuo a mangiare poca carne e Eh. pesce, poi adesso sono anche a dieta. La cosa Sì. migliore è riuscire a mangiare poca carne, è il Infatti- grande obiettivo che fallisco ogni settimana. Dico, questa settimana ne mangerò meno, e ogni settimana dico, ho fallito anche oggi alla grande. Infatti io volevo chiederti questo, che ti mangi a colazione? E io sono uno che non fa colazione. Ah. Bevo il caffè e tiro fino a pranzo. Ma perché non ho fame al mattino, è proprio una roba di metabolismo. Cioè mi devo costringere a mangiare. Se sono a casa, capace che magari faccio colazione alle 11, quindi allora ti direi latte e cereali, proprio come i bambini. Però difficilmente Quali sono i cereali su cui cade la tua scelta? devono essere croccanti e avere il cioccolato. Quindi stai parlando dei Chocos? No, I Chocos ora si chiamano barchette, ma magari li conosci Kellogg's. col loro nuovo nome. sono più tipo Kellogg's, quelli che sono brutti, che sono accrocchiati, che non hanno una forma precisa e se vuoi te li Ma vado a prendere. Ma non mi ricordo col come si chiama. cioccolato sono? Cioè, ma se tipo i cornflakes, quelli col cioccolato, cioè che c'hanno un po' e un po'. Sì, che c'hanno dentro dei pezzi di cioccolato, ma Ok, poi hanno ok. nocciole, noccioline, arachidi, noci pecan, come cazzo si chiamano? Quelle robe sì, lì. non lo so. Tra l'altro c'è una domanda bellissima, personaggio preferito della Bibbia, così. Però voglio vai. che tutti dobbiamo Vai. dirlo, però non solo io. Vai. Ma il mio è Gesù, vabbè, perché alla fine Vabbè, È troppo tranne, facile. tranne Gesù, dai, tranne cioè, Gesù. perché di Tolkien non diresti Gandalf, comunque sei quasi costretto a dirlo. Quindi, no, a parte Gesù, forse devo dire che no, allora dico Giobbe. Giobbe è fantastico. Chi è Giobbe? Pazienza. Parlaci un po' di Giobbe. Giobbe è Antico Testamento, in breve lui viene tentato, il diavolo dice a Dio, ma cazzo, ma Giobbe certo che è un tuo servo fedele, c'ha tutto, togligli il bestiame, e quindi non so, sfighe, cioè Giobbe riceve tutte le sfighe del mondo, ma dice sempre, chiude il cerchio dalla parte che dicevi prima, cioè il perfetto servitore dello Stato, cioè comunque è l'uomo che dice sempre sì a Dio e gli va bene tutto quello che gli capita. È un povero stronzo, però per questo anche gli vuoi un po' bene, non so come dire. Okay. Il vostro? Stefano? Non è facile. Non è facile. A me piace l'idea di Giuseppe, che il suo unico ruolo, nessun superpotere, niente di niente, cioè superpotere, nessun miracolo, che io sicuramente li ha fatti, però famoso solo perché è padre, diciamo, adottivo, padre biologico di Dio, cioè nel senso uno che si ritrova
senza fare mai l'amore con la donna che amava, padre letteralmente di Dio in terra, e quindi sta là che educa il figlio di Dio, quindi Dio stesso, e lo fa crescere, lo mette in punizione, gli insegna a lavorare, lui sta là che letteralmente cresce Dio, e questa è l'unica cosa che ha fatto, il padre di Dio, è una bella immagine. Pensa all'ansia di dare poi anche le regole, cioè questa Esatto. roba non la chissà se è giusta, lo sto dicendo a Dio. Tra l'altro Esatto. ricordo male, intanto che Rapone pensa al suo personaggio, tu hai un pezzo bellissimo sui santi, se non ricordo male, che proprio io ero un fan di quel pezzo, è meraviglioso. Guarda, mai scritto un monologo migliore prima, questo a proposito di creatività e marijuana, quando ancora mi facevo le canne me ne facevo tantissime, tornai a casa fattissimo, dopo aver visto un servizio delle Iene, scrissi di getto quel monologo il giorno prima delle prove di Natural Born Comedians, ed è ad oggi l'unico monologo non in prima persona che ho scritto in vita mia, cioè dove non parlo di me. Mai più scritta stand-up dove non parlo di me, se non quei 5 minuti che tra l'altro continuo a riproporre in varie cose. Non escludo che potrebbero tornare alla ribalta i santi, non dico altro, ma sto lavorando per cercare di dare un altro spazio al monologo dei santi. C'è un monologo di Mauro Fratini sulle nozze di Canaan che mi fa pisciare sotto dalle risate, in cui, vabbè, non vi spoilerò la battuta perché l'hanno scritta in chat, una cosa che mi ricordava la battuta, ma un monologo di Mauro Fratini proprio da lacrimare, bellissimo. Che io non ho mai visto, ma mi dicono essere un grande conoscitore della Bibbia. Guarda, Mauro per me è uno dei comici che mi fa più ridere in assoluto, mega discorsivo, cioè nel senso devi proprio entrare nel suo mondo, però se ti prende, io proprio lacrime alle serate di Mauro Fratini, che salutiamo. Ma io qua vedo che dicono che Satana personaggio, però Satana in realtà non c'è nella Bibbia, da che ricordi. Beh, c'è il serpente, tenta Gesù, poi tenta Gesù proprio nel deserto. Nel deserto quando va, e tra l'altro sono stato, l'ultima vacanza che ho fatto è stata in Israele, sono stato nel posto dove si dice che avrebbe tentato, sopra Gerico. Però è solo quella parte là, non è, cioè tipo il serpente è una cosa successiva, cioè l'hanno identificato con sì, è un personaggio, è un cameo, diciamo, non è proprio uno dei perché mi sa tipo nell'Antico Testamento non c'è così tanto, sì, il concetto di Satana, no? Devo scavare nella memoria, ma sì, no, secondo me c'è a tratti, ma no, hai ragione, però come personaggio probabilmente no. Cioè viene espanso di più, viene approfondito nel nuovo. Quindi, vabbè, però nella Bibbia io intendo vecchio e nuovo, cioè diciamo la Bibbia completa, full Bibbia. Ma non so, a me cioè, chi mi può piacere è figo. Secondo me potrebbe essere interessante la figura tipo di Giuda. Non so se forse perché ho visto da poco tempo il Jesus Christ Superstar, quindi lì è più o meno il protagonista, però non è che non si capisce perché alla fine perché muore, cioè perché viene dannato per sempre. Comunque si pente alla fine, no? E invece muore pure lui e viene considerato il primo degli infami, quando alla fine è stato quello che ha permesso il primo degli infami invece sappiamo essere Buscetta. Esatto. E poi l'Italia ha dato il via al libero mercato, Giuda, voglio dire, ha detto, c'è un prezzo per tutto, ha detto. E poi erano pure pochi, oppure sentivo che erano pochi, tipo 30 euro, quei 30, non era tanto, cioè quindi non si come capisce. Dice Niccolò Falcone, visto che stiamo citando dei monologhi, infatti. Falcone fa: sei un coglione, per Cristo dovevi chiedere molto di più. È vero, non me la ricordavo più. Sì. E comunque Giuda è un nome che non c'è più, cioè tutti i nomi ebraici sono sopravvissuti fino adesso, tranne purtroppo. Tranne Giuda. Non so se Jude, cioè tipo Jude Law, Jude è Giuda? Non lo so, può darsi. Guarda, forse tipo c'era Judah Friedlander, per esempio, però penso sia di famiglia ebraica, suppongo. Quindi sì, Judah Friedlander ci diceva che lui è tipo è mezzo ebreo, anche se non è cresciuto, però poi a un certo punto hanno detto che era ebreo. Diciamo. Comunque, per gli ebrei Giuda è un nome come è un grande. Comunque, Giuda è un grande perché ha smascherato un bugiardo. Il falso profeta. Esatto, ha venduto un falso profeta. Esatto. Mi ricordo quando con Rapone abbiamo fatto la puntata con Judah Friedlander, gli volevamo aprire la puntata dicendo: ciao Giuda, benvenuto, volevamo chiederti con che faccia tosta tu ti permetti
nella città di Pietro, di camminare impunito con il nome di colui che ha venduto il nostro Signore, e invece poi abbiamo aperto dicendo che l'Italia ha avuto il migliore dei fascismi. Abbiamo aperto la puntata così. Alla fine lui ci ha detto I like Italy, nice history, you had one of the best fascism in history, e il Rapone subito the best, excuse me. L'abbiamo inventato noi. Sì, the best, the original, how dare you. Va bene, Stefano Gorno, Sì. ti ringrazio tantissimo per questa puntata, che è grazie a stata voi. molto bella, ci tenevo tantissimo a farla da un sacco di tempo, poi sei atterrato alla puntata numero 87, ma ci saranno tantissime altre occasioni, anche perché io qua c'ho questo poster solidificato di tintoria che mi è costato 30 denari, l'ho pagato quanto Gesù Cristo, e quindi me lo firmano gli ospiti che vengono fisicamente a fare il podcast qui. Le ultime 40 puntate sono state tutte in DAD, quindi quando si potrà e quando sarai a Roma verrai a fare un'altra puntata e mi firmerai questa cosa. Ci pensi che l'ho pagato quanto Gesù Cristo, vuol dire l'ho pagato poco? Sì, esatto, mi è costato quanto Gesù Cristo, da una trentina d'euro. Cioè c'era l'offerta, tipo. Una roba. Esatto, esattamente. Va bene, Stefano, ti ringrazio tantissimo. No, grazie a voi, che non vi vedevo anche da un sacco di tempo e non sì. vi vedo sul palco da un sacco di tempo, porca miseria, cioè sta roba bisogna risolverla. Sì, E no, vabbè, già che Banfo, parliamo di palco, dicevo, se volete anche curiosare il mio spettacolo su Amazon Prime, visto che c'è questa allegra novità. L'ho visto, sei l'unico che ho visto. Ho detto, ma prima di invitarti, anzi guardando lo spettacolo ho detto, beh cazzo, chiamiamo Gorno. Molto gustoso, mi mancava vederti sul palco. Effettivamente io e te siamo colleghi su Amazon Prime, e quanti soldi ci ha dato Amazon Prime per quegli spettacoli? Non mi far parlare, boccaccia 30 mia. denari, secondo me anche. Guarda, denari. più o meno sì. Dai, vedremo adesso quanti soldi arrivano poi da tutte queste... Guarda, aspetto fiducioso la prima tornata di SIAE per cambiare vita. Esatto. Se conosco un po' questo mestiere, possiamo stare tranquillissimi, non dobbiamo più preoccuparci niente. Però è un bello spettacolo, andate a vedere lo spettacolo di Gorno, mentre invito E di di nuovo Tinti, tutti. ovviamente, e di Ma in realtà Rapone appena sarà lì. Il mio vedetevelo su YouTube, perché è lo stesso che ho caricato su YouTube, ma quello su YouTube, se non altro, l'ho caricato io. E in tutto e questo lì sono soldoni che fai col tuo canale, e lì invece proprio gling. Non si sa i soldi che faccio lì. Stefano, grazie mille di nuovo. Grazie a voi. Ringrazio anche Rapone, come sempre, per tutto. Io ringrazio tutti, Rapone, te e soprattutto Topo Pignegna in particolare, ma anche tutti quelli che ci hanno seguito. Sì, ringraziamo Topo Pignegna e anche Big Cock 666, che si chiama Falcone, caso di omonimia, con 2 persone nominate in questa puntata, una viva e una non più con capito noi. Big Cock 666. Sì, perché si chiama Big Hawk, e qui c'è un gioco di parole non indifferente, che uno dice Big Cock. Sì. Io oramai lo dico Big Cock. È il mod di tintoria. Va bene, grazie mille Stefano, grazie mille a tutti, Bella. ci vediamo alla prossima Ciao. puntata. Ciao. Ciao.